dove ci sono giorni di lacrime, dove ci sono giorni di drammi, ma anche di gioia, dove ci si vuole bene, ma anche dove ci si uccide e si violenta. Ecco allora, nelle famiglie dove si celebra la vita, dove si celebrano le feste, lì il Signore bussa per mezzo dei Suoi discepoli. E oggi, cari fratelli, vorrei così, da questo altare, bussare per mezzo nel nome dei vostri sacerdoti, nelle vostre famiglie, e invocare da questo altare della Divina Misericordia la benedizione che scenda nelle vostre famiglie, perché nelle vostre famiglie ci sia la pace, e la pace ci sarà quando i cuori saranno riconciliati, cuori purificati, cuori riconciliati per mezzo del sacramento della riconciliazione, quando nelle vostre famiglie si troverà momento per una benedizione insieme, momento per stare insieme come fratelli e sorelle, uniti a tavola che deve essere il prolungamento dell'Eucaristia, quando nelle vostre famiglie ci sarà un momento per una preghiera, un momento per dire grazie, per dire chiedo scusa, davvero una piccola chiesa domestica. Chiediamo al Signore oggi questo segreto della vita, che è segreto non nelle cose, ma segreto nell'essere somiglianti a Dio, nell'essere sempre più quelli che ameranno il Signore e i fratelli. E i 72 discepoli, e noi siamo a prolungamento di questi 72 discepoli, portano nelle famiglie, nelle case, nei villaggi questo segreto della vita, vita guarita, vita con Cristo, in Cristo e per Cristo. E questo in tutti i momenti, nel mangiare, nel riposo, nelle ferie, nel lavoro. I discepoli di Cristo vogliono liberare l'uomo dall'ansia di accumulare, e allora cominceremo una vita nuova, cominceremo a assaporare la vita gioiosa, piena di pace, perché sarà una vita vissuta nella comunione con Dio. Sia lodato Gesù Cristo.